37 comuni su 94, i numeri già parlano da soli. Sono quelli che hanno scelto di sedersi al tavolo tecnico zonale per il contenimento dell'inquinamento dell'aria, coordinato dalla provincia come previsto dalla normativa regionale. Lo scopo era quello di concordare le linee di indirizzo da adottare nelle ordinanze sindacali che dovrebbero essere emanate entro il 1° ottobre in recepimento del nuovo accordo di bacino padano. Treviso, come gli altri capoluoghi del Veneto, con l'eccezione di Venezia, ha già fatto la sua parte. Il Comune di Treviso ha fatto moltissimo. Per prima cosa ha fatto un'ordinanza in accordo e come capofila con tutti gli altri comuni capoluogo. Ha trovato tutta una serie di deroghe, mescolando quella che era l'ordinanza propria a quella che era quella degli altri fatta l'anno scorso. La deroga più importante è quella legata all'ISEE, però bloccata a un certo numero di kilowatt per auto, quindi ancora una volta andremo a monitorare bene quelli che sono i veri poveri. Dall'altra parte noi, a differenza di altri, abbiamo mantenuto i panevin tradizionali perché li riteniamo comunque una tradizione storica che è insita nello spirito della nostra gente, che altri comuni capoluoghi non hanno, e quindi abbiamo combattuto per mantenerlo. Rimane da vedere quanti altri comuni seguiranno l'esempio del capoluogo. In materia di trasporti, riscaldamento domestico e agricoltura sono stati individuati degli interventi comuni, ma l'impressione generale è che ben pochi prenderanno provvedimenti drastici, vale a dire veri e propri blocchi del traffico, ritenuti inattuabili anche nei comuni della prima periferia.